Avrei potuto parlare, dicevo, di lingua somalo tout court, oppure di somalo standard o di somalo letterario. In realtà, mezzo secolo di sociolinguistica e di sociologia del linguaggio hanno mostrato che parlare solo di lingua è troppo generico. E forse, insomma, noi, la maggior parte delle persone che sono presenti in questa sala, si sono formate nell'ambito di una tradizione linguistica che fa uso della scrittura da molti secoli, da millenni addirittura. E per chi si è formato in una tradizione linguistica di questo tipo, non è sempre del tutto ovvia la differenza tra quella che è una lingua letteraria, una lingua scritta e una lingua standard. Invece la differenza tra questi tre concetti è forte, molto forte, quando si ha a che fare con una lingua come il somalo, che ha incominciato a essere scritta circa un secolo fa e che ha visto un'ampia diffusione della scrittura solo a partire da 35 anni fa. Da molti secoli, infatti, è stata prodotta in somalo una ricca tradizione di letteratura orale. E quando si parla di somalo letterario, non si può evitare di fare riferimento al tipo di somalo usato in questa letteratura orale, soprattutto nella sua poesia orale. Invece il somalo scritto è il somalo usato nei testi scritti. Una parte di questi sono trascrizioni di testi orali, per esempio le raccolte delle opere dei grandi poeti del passato come Raghe Ugas o il Sayed, o come delle raccolte di proverbi. Ma ci sono anche innumerevoli testi adesso che sono stati scritti fin dall'inizio in quanto testi scritti. Per un verso sono testi anch'essi letterari, ma letterari moderni, romanzi, racconti, ce ne sono tanti da molto tempo, da parecchi decenni. Per un altro verso sono testi a carattere non letterario, come gli scritti scientifici e politici, i giornali, testi scolastici, documenti amministrativi e altre cose. Quindi solo una parte dei testi scritti in somalo hanno un carattere letterario, però tutti i testi somali scritti hanno in comune diversi aspetti dovuti al fatto di essere stati creati per la comunicazione scritta e non per la comunicazione orale. È stato fatto cenno prima da Abdallah Omar Mansour alla differenziazione dialettale del somalo. Dirò poche parole, aggiungerò poche parole su questo argomento. Il somalo è parlato in maniere diverse, da gruppi diversi, in luoghi diversi. Ci sono quindi delle varietà locali e sociali a cui ci si riferisce generalmente, va bene così? Sì. Col termine di dialetti. Nelle regioni somalofone sono principalmente tre le varietà dialettali. La prima, spero che si possa leggere abbastanza, è quella del somalo che comprende le parlate somale di tipo mahatiri. Sono diffuse a Djibouti, nel Somaliland, nel Puntland, nelle regioni centrali a nord dello Shebeli, nella regione 5 dell'Etiopia, nell'ex oltregiuba e nella regione nord-orientale del Kenya. Il secondo gruppo è il Mai, diffuso soprattutto nella regione tra lo Shebeli e il Giuba, questi due fiumi, nella Somalia centrale, però con nuclei consistenti di parlanti anche nell'Etiopia meridionale e nel Kenya nord-orientale, per esempio a Mandera. Infine, ci sono diversi dialetti locali con un numero minore di parlanti, soprattutto nella regione tra i fiumi e nell'Etiopia meridionale. Per esempio il Garre, il Tunni, il Dabarre, i cosiddetti dialetti Ashraf di Mogadiscio e di Merka, il Jiddu, il Girir ed altri. L'attuale somalo scritto, quello che viene scritto adesso prevalentemente, si è sviluppato a partire da varietà di tipo mahatiri. Va prenotato che ci sono anche il Mai e il cosiddetto Ashraf di Mogadiscio che vengono scritti, soprattutto negli ultimi 2 decenni. Io qua avevo un paio di esempi. Questo è la prima pagina di un libro che circolava a Mogadiscio negli anni '80 in forma dattiloscritta, in Mai, scritto da Edan Madisat. Se si riuscite a leggere Buggan, Magashei, Maila Rei, Tusou, Utilman, Maila Korei,
ed Ahmad Ishaq. Questa è una raccolta di poesie commentate di un poeta, Sheikh Abdullah Ishaq, che è uno dei principali poeti mai del passato. Un altro esempio, in questo caso di Ashraf di Mogadiscio scritto, è un manifesto elettorale che è stato, chissà se si riesce a ripiccolire, di Mohammed Abbas Sufi. Se riuscite a leggere qua, vediamo di ingrandirlo un pochettino questa parte bassa. Qua vedete c'è scritto in italiano: la nostra è una regione che valorizza le diverse comunità che vi risiedono, e poi c'è scritto non in somalo, cioè questo Gobolan Wahayehei Gobol Kimeya Wei Dagan Kamujtama Kalagadistan e Dagan. Gobolan Wahayehei Kimeya Wei sono forme tipiche dell'Ashraf di Mogadiscio. Non sono molti che lo usano, lui questo è un esempio che mi sembrava carino mostrare. Ora, il somalo di tipo Mahatiri è in realtà un formato, almeno nelle parlate, di tipo Mahatiri, sono due gruppi di parlate: Mahatiri settentrionale, vedete qua, e il Mahatiri meridionale. C'è una certa difformità terminologica, i concetti sono chiari, però altri autori, per esempio Lamberti, che ha scritto finora il più grosso lavoro, una panoramica sui dialetti somali, ne ha scritte due, una più grande e una più piccola, la più grande in tedesco, la più piccola in inglese, chiama il Mahatiri settentrionale, parlate Mahatiri settentrionale, Northern Somali Dialects, e il Mahatiri meridionale, Benadir Dialects, ma i concetti è lo stesso, sono gli stessi. Tra le differenze che ci sono tra queste varietà di Mahatiri settentrionali e quelle meridionali sono minori di quelle che ci sono tra queste e il Mai o i dialetti del terzo gruppo come il Dabar e il Jiddu, però non vanno sottovalutate. Per esempio, alcune varietà di Mahatiri settentrionali distinguono sistematicamente tra R alveolare e R retroflessa, o addirittura una occlusiva sonora retroflessa, da, in posizione dopo vocali, e quindi distinguono Magirin, non c'era, da ma Oran, o addirittura Odan, non l'ha detto. Nella scrittura questa differenza compare, è molto appariscente, perché c'è R alveolare che scrive R, invece questa R retroflessa o l'occlusiva sonora retroflessa viene scritta col DH, quindi compare immediatamente, è molto appariscente. Invece nelle varietà di Mahatiri meridionali, anche una parte di quelle settentrionali e quelle meridionali, questa distinzione non ce l'hanno, hanno dappertutto R, quindi hanno Magirin e Ma Oran. Non ci sono soltanto differenze fonologiche come queste all'interno del Mahatiri settentrionale e tra questo e il Mahatiri meridionale. Qua ci sono varie differenze morfologiche, qua vedete una. La prima singolare del presente progressivo di un verbo che vuol dire prendere, che nel dizionario somalo italiano è citato in questa forma qado. Vedete, ci sono varie forme: wan qadanahaya, wan qadanaya, wan qadanhaya, wan qadanaya, wan qadana. Nel Mahatiri meridionale abbiamo anche wan qadaya, wan qadaha, addirittura wan qadnoya. Di queste vedremo più avanti. Di tutte queste forme nel somalo scritto compare quasi esclusivamente la quarta dall'altro, wan qadanaya, con vocale breve dopo la I e vocale breve dopo la N. Non sono queste le uniche differenze, questi sono solo alcuni esempi, ci sono altri aspetti della fonologia, della grammatica e del lessico anche che distinguono diverse varietà di Mahatiri. Due parole sulla lingua, ho menzionato la lingua della letteratura orale dei somali. In un articolo che abbiamo pubblicato nel 2004, Francesco Giannattasio e io, sulla tipologia della poesia, abbiamo posto in evidenza che in tradizioni diverse, sia con tradizione scritta, sia in tradizioni poetiche esclusivamente orali, anche di piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori, in genere
I testi, e quindi hanno anche un contesto di poesia esclusivamente orale, i testi poetici sono generalmente caratterizzati da delle lingue particolari, per quali ha senso parlare di lingue letterarie, che sono caratterizzate da 6 fenomeni principali. Presenza di arcaismi, forte. Presenza considerevole di mescolanza dialettale, cioè di forme provenienti da dialetti diversi. Grammatica e sintassi speciali, cioè presenza di forme grammaticali o sintattiche che compaiono solo in testi poetici o di tipo poetico. Forte presenza di prestiti lessicali da una o più lingue. La libera creazione di parole nuove o espressioni nuove da parte di poeti di particolare talento. E infine, peculiarità di stile, come la forte presenza di espressioni figurate, non letterali, indirette, velate, per esempio metafore, metonimie, sineddochi e vari altri tipi di cose. Nel caso della letteratura orale dei Somali è necessario, letteratura orale, sempre diciamo dei Somali, è necessario distinguere il tipo di lingua usato nei suoi diversi generi. La letteratura orale non è una cosa unica, è composta da si possono distinguere vari generi, e per esempio nelle narrazioni orali, come le storie o le leggende, solitamente viene usato il linguaggio quotidiano. Può essere usato molto bene, ci sono dei narratori particolarmente abili che quindi raccontano con il linguaggio quotidiano usato molto bene, però spesso le narrazioni orali comprendono anche dei pezzi che sono in una lingua di tipo diverso, per esempio dei versi di poesia, dei proverbi o altri elementi caratterizzati appunto da una lingua diversa. Una seconda categoria è la poesia minore, per esempio i canti per la beverata del bestiame, oppure altri tipi di canti di lavoro, oppure i canti legati a certe danze particolari, spesso improvvisati. Questi sono solitamente in una lingua intermedia, tra la lingua di ogni giorno e quella usata invece nella poesia, nella grande poesia. Una lingua intermedia è usata anche tra quella quotidiana e quella usata nella grande poesia, è usata nei proverbi, nei detti, negli indovinelli, non di rado nelle maledizioni, che in somalo costituiscono un genere orale particolare, caratterizzato da allitterazione, parallelismo metrico e altre cose. E spesso anche dall'uso di un linguaggio che è quello della grande poesia, che è nettamente diverso da quello del quotidiano. E infine la grande poesia, quella a cui i somali si riferiscono con il termine di manso, almeno alcuni somali si riferiscono al termine di manso, che comprende caratterizzate da alcuni generi, in cui si parla di argomenti politici, di argomenti comunque socialmente importanti, di religione, di argomenti morali e così via. La grande poesia è caratterizzata sempre dai 6 caratteri, il linguaggio usato nella grande poesia è caratterizzato sempre dai 6 caratteri che ho menzionato prima, arcaismo, mescolanza dialettale, eccetera. In particolare va sottolineato che se si fa un'analisi attenta delle opere poetiche dei principali poeti orali che quindi delle cui opere ci sono arrivate attraverso una catena di trasmissione orale che spesso distorce, perché ogni persona che recita o che esegue un testo orale vi introduce delle piccole modifiche, quindi alcuni aspetti, per forme che proviene da un'area dialettale può aggiungere alcune cose, però abbiamo degli elementi che ci indicano come era il testo così come è stato composto dal suo autore, che è la metrica. La poesia somala ha un'organizzazione metrica in parte quantitativa, in parte sillabica, molto rigorosa, e si può vedere chiaramente che in certe posizioni, certe forme richiedono una vocale lunga, già nel testo originale richiedono 2 o più sillabe, quindi sono degli elementi che si possono utilizzare per individuare qual era, al di là o dietro le distorsioni dovute alla catena di trasmissione orale, qual era la forma usata dall'autore originale. Veniamo al quarto punto, il somalo scritto, appunto. No, andiamo qua.
I primi esempi che io conosco di somalo scritto da somali, e quindi non da viaggiatori o studiosi stranieri o missionari stranieri, questo non parte, sono della fine del XIX secolo, in scrittura ajami. Ajami è un termine usato per indicare in varie parti del mondo islamico, sia in Africa che in Asia e in parti dell'Europa meridionale, l'uso della scrittura araba adattata a una lingua che arabo non è. Nel nord si è scritto quindi in scrittura ajami, non parte niente, questo vabbè, comunque non era fondamentale. Si sono scritti in testi in varietà di Mahatri settentrionale, mentre nel sud della Somalia i testi ajami sono soprattutto dei testi poetici di Sheikh Awais, morto nel 1907, che compose della poesia religiosa che si rivolgeva a diverse comunità del Benadir e della zona dei fiumi in una forma mista di Mahatri meridionale, nella quale comparivano molti elementi del singolo dialetto parlato locale, parlato dalla comunità a cui si stava rivolgendo. Quindi sono testi di diverse poesie di Sheikh Awais, sono scritte in lingua diversa, in cui fondamentalmente è un Mahatri meridionale, però in ognuno di essi ha poi delle varietà, delle forme locali della comunità a cui si rivolgeva. La scrittura ajami ha continuato ad essere usata dopo. Io ancora personalmente ho conosciuto ancora negli anni '80 degli anziani che avevano diversi manoscritti di questo tipo e che li usavano, li leggevano, li consultavano. Nei primi decenni del XX secolo vennero sviluppati diversi alfabeti locali per il somalo. Il più noto di questi è quello creato nel 1920 da Esman Yusuf Kenadid, che è noto come scrittura osmania. In somalo esattamente, cioè in italianizzato osmania, in somalo si direbbe osmania, con una parola in realtà araba adattata al somalo. Molti somali la indicano semplicemente col termine di far somali, scrittura somala. Questo che volevo aprirvi era un esempio di scrittura osmania, però il programma fa le bizze. È una scrittura alfabetica, quindi che si scriveva da sinistra a destra, quindi non diversamente dalla scrittura araba, che aveva segni per consonanti e segni per vocali, che raggiunse una certa diffusione perché a un certo punto fu promossa dall'SYL, dalla Lega dei Giovani Somali, e quindi furono prodotti dei testi a stampa con questa scrittura, pubblicazioni periodiche, documenti politici. Questo avvenne soprattutto verso la metà del secolo scorso. Sono stati sviluppati anche vari adattamenti al somalo della scrittura latina, e uno di questi adattamenti è quello che poi fu scelto come sistema ortografico ufficiale per la lingua e che fu annunciato pubblicamente il 21 ottobre del 1972. È ancora il sistema che viene usato ancora adesso. Per la scelta definitiva del sistema di scrittura e per individuare le diverse misure che servivano per introdurle e per sviluppare il somalo scritto, fu costituito nel gennaio del 1971, a quanto mi risulta, un Guddiga af Somaliga, cioè una commissione per la lingua somala. Purtroppo la maggior parte dei documenti che riguardavano l'istituzione di questa commissione e dei documenti che questa commissione ha prodotto sono andati perduti con le distruzioni degli ultimi 17 anni. Però molti elementi che la riguardano possono essere desunti dall'introduzione scritta da Yassin Isman Kenadid al suo dizionario, il primo dizionario somalo monolingue, uscito nel 1976, e nella prefazione che a questo dizionario fece Sharif Salah, che molti di noi conoscono. Yassin era pienamente consapevole dei problemi, Yassin, l'autore di questo dizionario, era pienamente consapevole dei problemi che andavano affrontati per creare un somalo scritto. Per esempio, nella sua prefazione lui scriveva: il somalo è una lingua che finora si è solo parlata, senza scriverla. La sua scrittura è un fatto estremamente recente.
lui scriveva negli anni immediatamente successivi al 71, al 72, alla dichiarazione ufficiale che insomma si sarebbe scritto con caratteri latini. E quindi la sua scrittura è un fatto estremamente recente che non ha ancora prodotto registri diversi. Delle lingue che vengono scritte da molto tempo, delle quali si può dire che siano state fissate o standardizzate, si possono generalmente distinguere parole specifiche alla scrittura, parole utilizzate dalla gente quando parla e che formano un registro a parte, voci dialettali e termini di altro tipo. E aggiungeva ancora: il somalo è una lingua che si è appena cominciata a scrivere e ogni gruppo ancora ritiene che le parole particolari della propria regione siano la lingua somala migliore e che le altre invece siano soltanto dialetti. Dopo un certo tempo, quando il somalo si sarà fissato, per un verso si differenzierà in diversi registri e tipi, ma per un altro verso si amalgamerà, si uniformerà e si unificherà. In altre parole, negli anni immediatamente successivi all'introduzione dell'ortografia latina ufficiale, Yassin si aspettava, e con lui la Commissione della lingua somala di cui Yassin faceva parte, si aspettava che dopo un certo tempo, con la formazione di una tradizione scritta, sarebbe emerso un consenso intorno a una forma amalgamata e unificata, cioè quello che in linguistica viene detta una koiné scritta. In realtà già alla fine degli anni 70 e ancor più negli anni 80 si è venuta a profilare una tendenza diversa. Un tentativo consapevole di scrivere in una lingua comune è seguita una tendenza a scrivere in maniere diverse, cioè un grado in realtà abbastanza forte di fluttuazione. Molti autori si sono occupati di questa fluttuazione o variabilità della loro lingua, utilizzando a questo riguardo due termini, soprattutto ho sentito somali, ho incontrato, ho visto usati, o hasilidla anta, oppure Hasilonni Darrada. Già Yassin ne parla nella sua introduzione, recentemente ci sono stati interventi sul web, per esempio di Abdelrahman Farah Barwako a questo riguardo. La maggior parte degli esempi di variazione che sono stati discussi a questo riguardo, da Yassin, da Abdelrahman e da altri, sono di due categorie diverse. Per un verso delle varianti dovute a fatti puramente ortografici, per un altro verso delle varianti legate a varietà regionali o sociali. Dato che il tempo è breve, cioè sta finendo, menzionerò brevemente due fatti ortografici, cioè uno la scrittura delle consonanti geminate, per la quale la Commissione per la lingua somala aveva stabilito che si dovesse... Com'è? Quello so. Sì. Vediamo qua. Ok. Grazie. Com'è? Volete vedere Osmania? Va bene. Perfetto. Grazie. Questo allora è un esempio della scrittura osmania. Queste sono le singole lettere col nome, la prima riga è il nome della lettera, la seconda è la lettera, la seconda è il nome della lettera scritto in carattere osmania, per esempio la A è chiamata Aleph, è scritto in osmania Aleph. La terza riga ripete i nomi di queste lettere scritti con l'ortografia somala latina ufficiale. Qua vedete i numeri, anzi pensiamo una cosa perché sia interessante vedere, è per esempio le vocali. Le vocali hanno segni diversi, le vocali brevi e lunghe sono scritte con segni diversi. A breve è così, a lunga è un segno a parte, non è scritta come nella ortografia somala attuale raddoppiando il segno della A. Lo stesso per le altre vocali. Se qualcuno può interessare, anche l'ordine in cui, questo è l'ordine dell'alfabeto, è diverso dall'ordine latino, l'ordine è quello arabo, quindi una scrittura diversa, carattere alfabetico, diverso, però l'ordine è quello arabo. Qua ci sono come esempi numerali che sono Kou, e vedete sono 3 lettere, Labba, scritto con B geminata, 2 lettere e così via.
dicevo, dal punto di vista ortografico, il Guddicaf Somalica diede delle varie indicazioni per quello che riguarda la rappresentazione della lunghezza consonantica. Le consonanti doppie, disse che si indicavano raddoppiando il segno della consonante, come si fa in italiano, in alcune altre lingue, la grafia latina, però che la rappresentazione della lunghezza consonantica poteva essere rappresentata solo per 7 consonanti, non per le altre. Questa fu una scelta, non ho i documenti non ho potuto vedere i documenti in quali viene motivata questa scelta. Il problema della lunghezza consonantica è complesso nel somalo perché ci sono variazioni tra varietà diverse nella lunghezza, a volte questa lunghezza consonantica è effettivamente una lunghezza, a volte una maggiore tensione della consonante, in varietà diverse parole diverse hanno una consonante lunga, altre no. Quindi loro proposero questa regola semplice, si geminano solo 7 consonanti. Loro speravano che in questa maniera si potesse ottenere una certa omogeneità ortografica. Il risultato è stato esattamente il contrario. È stato che alcune persone, come ad esempio Yasin nel suo dizionario, si attiene a queste norme. Altri la seguivano a volte la presentavano, altre no, altri non la presentavano mai. Nel 2004 è uscito un nuovo dizionario monolingue, speriamo che presto uscirà il terzo, no? Questo che è uscito nel 2004 è il secondo, che è stato curato da Salah Hashi Arab, è uscito a Djibouti, che propone una cosa diversa, propone la possibilità di scrivere, di rappresentare la geminazione anche di parecchie altre consonanti, quelle che nella sua varietà di Mahatiri sono pronunciate dopo, e quindi abbiamo anche grafie, come qua vedete, che per chi conosce un po' il somalo vedrà che queste grafie sono abbastanza singolari, almeno sono insuate. Dinei, il lato, scritto con 2 Ain, Affafka con 2 F, Madaha, scritto con 2 H, Eregliada con 2 Y. E il dizionario il suo dizionario usa sistematicamente questa cosa. In realtà il dizionario di Yasin avrebbe potuto fungere da modello se fosse stato adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione e utilizzato nelle scuole all'epoca di Siad Barre. Invece ebbe una circolazione solo molto limitata perché fu accusato di impiegare alcune forme eccessivamente regionali. Adesso con questa nuova proposta di Salah Hashi Arab, che è nettamente diversa da quella della Guddicaf Somalica, se non verrà raggiunto un consenso su questo aspetto dell'ortografia tra le varie autorità che presiedono la pubblica istruzione nei vari paesi nei quali si usa il somalo e si insegna il somalo nelle scuole, che sono parecchi, e se le loro scelte non verranno introdotte nelle scuole con l'ausilio di testi a stampa che fungono da modello, è ragione di prevedere che la fluttuazione dell'ortografia delle consonanti doppie non diminuirà. Qua vedete, avevo riportato anche un altro esempio di oscillazione ortografica che riguarda la rappresentazione dei composti, che Narita e chi ha lavorato al dizionario, Abdallah, Ahmed e altri si ricorderanno che è un problema, nel senso che in tutte le lingue che hanno, anche che hanno una ortografia ben consolidata come l'inglese, la rappresentazione dei composti nominali a volte oscilla. Per esempio in inglese, nell'introduzione dell'Oxford Dictionary si dice che headmaster si può scrivere in queste 3 maniere diverse. È sempre la stessa parola, la rappresentazione grafica cambia. In somalo, qua abbiamo 2 esempi, una parola Kansarrobad, che vuol dire arcobaleno, e Amar Kutagle, che vuol dire despota. Il dizionario di Yasin per Kansarrobad utilizza questa grafia, il dizionario di Salah Hashi Arab utilizza quest'altra grafia. Sono solo 2 grafie possibili, qua ve ne presento molte altre. Amar Kutagle, anche qua il dizionario di Yasin questa volta utilizza una grafia, scrive un'unica parola, il dizionario di Salah invece divide Amar Ku poi ci mette un apostrofo, Tagle per distinguere. Anche qua avete altre scelte possibili. Ho quasi finito. Quasi.
Per quello che riguarda la variazione legata a varietà regionali o sociali, va notato che in realtà c'è variazione, però c'è anche, non è una variazione selvaggia. Ci sono alcune forme che non compaiono mai nel suo manoscritto. Per esempio, forme nord-orientali come Gabaj, invece di Gabar o Gabad, che vuol dire ragazza, non compaiono mai. Clici di soggetto posposti come Wabahayaan, invece di Wambahaya, sto uscendo, non compaiono mai. Io non ho mai incontrato un testo scritto in cui compaiono. Forme di Mahatri meridionale di presente con soggetto focalizzato come Anarrabo, invece di Anarraba, per dire sono io che lo voglio, non compaiono mai, e così via. Ho già detto prima che le forme di presente progressivo compaiono, per esempio viene sempre scritto forme come Wan Kadanaya, lo sto prendendo, oppure Wan Bahaya, lo sto uscendo. Non vengono usate forme come Wan Bahaya o Wan Kadanaya, non compaiono praticamente mai nel testo scritto. Quindi ci sono alcune cose che sono passate, che sono consolidate, sul quale, nonostante la fluttuazione, c'è consenso. Dal punto di vista stilistico e lessicale, una classe particolare di parole, quelle degli ideofoni, che sono le parole come bilig jug e altre che indicano dei particolari tipi di movimento, a volte dei suoni particolari, e che sono frequentissime nel somalo parlato e nella poesia. Nei testi scritti non compaiono quasi mai, sono quasi completamente esclusi. Quindi anche su questo c'è un consenso. C'è invece una forte variazione in altri aspetti, ad esempio nell'uso di alcune parole. Un fatto particolarmente evidente anche a un'occhiata superficiale a un testo somalo è l'uso della DH, quindi di un grafo di questa associazione di due lettere per rappresentare la R retroflessa e la D retroflessa dopo vocali. Su questo, per esempio, i dizionari, ho già detto che l'uso della D retroflessa è caratteristico del nord estremo. I due dizionari che ho menzionato prima fanno scelte nettamente diverse. Il dizionario di Yassin non usa mai la D retroflessa in questi contesti, il dizionario di Salah Hashi Arab la usa sempre, in maniera sistematica. Per quello che ne so, i libri scritti dopo il 1972 subito dopo il 1972 tendevano a non usare mai questa D retroflessa, quindi usare la variante più diffusa. Però negli anni poco dopo, quando la maggior parte dei testi scolastici, soprattutto quelli di somalo e di letteratura somala, che erano preparati da equip che venivano soprattutto dal nord, introdussero sistematicamente queste forme settentrionali e quindi i testi di scuola proponevano un modello diverso. A sua volta il giornale più diffuso, Hedikt Oktober, usava ancora la R, però usava... Sto finendo. Arrivo alle conclusioni. Anche qua almeno due cose volevo dire. Alla fine degli anni 70 alcuni somali dicevano che la regione del Mudug era per il somalo quello che Firenze è stato per l'italiano, intendendo che il somalo del Mudug doveva fungere come modello per il somalo scritto. Già nella seconda metà degli anni 80 la situazione era diversa. Come ho detto prima, molti libri di scuola scritti da autori settentrionali proponevano un somalo scritto fortemente caratterizzato da tratti settentrionali, non solo il DH, c'erano forme morfologiche del nord estremo, molte parole del nord estremo, mentre invece il quotidiano Hedikt Oktober proponeva un modello diverso, molto più vicino al somalo di Mogadiscio. Nella sintassi, nel lessico, era diverso da quello del Mudug e diverso da quello del nord estremo. Questo terzo modello è ancora adesso quello che prevale negli articoli pubblicati in rete dal servizio in somalo della BBC e della Voice of America. Quindi abbiamo perlomeno 3 modelli di somalo scritto. Abbiamo visto che i 2 dizionari monolingui usciti propongono 2 modelli di lingua diversi. Sarà molto importante a questo punto nel dizionario monolingue che uscirà fra poco valutare bene che scelte linguistiche si fanno, perché è una cosa complessa, ci sono molti modelli linguistici che vengono proposti. La situazione attuale purtroppo è ancora tragica in molte regioni del paese, nelle quali però c'è una fioritura grande, considerevole di pubblicazioni scritte sia sul web che in formato cartaceo,
Un grado minore di fluttuazione può provenire, a mio avviso, solamente da un consenso tra i somali colti e da uno sforzo comune delle autorità proposte alla pubblica istruzione a Djibouti, nel Somaliland, nel Puntland, nel resto della Somalia, nella regione 5 dell'Etiopia, finalizzato a insegnare nelle scuole il tipo di lingua verso il quale si indirizzerà questo consenso. Grazie, scusate se mi sono dilungato troppo.